Conferenza stampa stamani del sindaco di Agrigento Lillo Firetto che afferma approvato il bilancio via alla stabilizzazione dei precari, un traguardo per Firetto raggiunto con l'allineamento di tutti gli strumenti finanziari. È il successo, continua Firetto, di un'azione amministrativa e politica responsabile. Non abbiamo dato retta ai gufi né a chi invocava già nel 2015 la dichiarazione di distesto quale unica via d'uscita. Oggi se avessimo dato ascolto a quei consigli non potremmo parlare di stabilizzazione del personale precario che attende da più di 20 anni. Questo è frutto dell'opera di risanamento su cui l'amministrazione si è impegnata sin dal principio, ripianando i debiti di 38 esercizi finanziari, una zavorra, conclude il sindaco, indegna trascinata per anni senza che mai qualcuno se ne assumesse la responsabilità di mettere a posto i conti. Abbiamo sofferto, ma oggi la soddisfazione è nostra, ce l'abbiamo fatta tutti, andiamo avanti. Saranno immessi oggi stesso al completamento dell'attività di rete che è prevista con il Ministero, un'operazione che è iniziata come caricamento sin dalle 3 del pomeriggio. L'avvio definitivo evidentemente era all'approvazione di tutti i documenti contabili. Avvenuto questo, oggi il verbale è la determina di immissione in servizio.